Il gioco d'azzardo patologico è una malattia che non colpisce solamente la persona, ma anche gli amici ed i familiari di questa. Provoca danni a livello fisico, a livello emotivo, a livello psicologico, a livello relazionale, oltre che nell'ambito lavorativo ed economico. È una malattia che può essere distinta in 3 fasi differenti. Nel gioco d'azzardo informale, il gioco è saltuario, la spesa è contenuta e la persona è a conoscenza dei rischi che questo comporta. Il gioco problematico invece si verifica quando il tempo, la frequenza e le spese aumentano drasticamente e da un comportamento che comporta rischi per la salute fisica e psicologica. In questo caso una diagnosi precoce e un intervento sono importanti per poter aiutare la persona. Nel gioco d'azzardo patologico, invece, considerata come una vera e propria malattia neuropsicobiologica, abbiamo un aumento del desiderio di giocare, il gioco diventa quotidiano ed intensivo e si verificano i primi indebitamenti. Anche in questo caso una diagnosi precoce e interventi di cura e riabilitazione possono essere fondamentali per aiutare prontamente la persona.